Sono 5-6 multe într-un an și 6 mesi. N-am pagato perché niente soldi di pagare multa. Seduta sulle scale delle cucine popolari in via Tommaseo, tutta una vita stipata in una borsa nera. È in una tasca di questa borsa che Ligia conserva le multe che le sono state fatte, quasi tutte negli ultimi giorni, 2 solamente sabato nel giro di poche ore. Aumentano i controlli in stazione dopo l'istituzione della zona rossa a Padova e aumentano le sanzioni. Nel mezzo finiscono molti senza tetto che vengono multati per bivacco vietato dal regolamento di polizia urbana in tutta l'area della stazione. Io non sto lavorando perché ho problemi tanto di salute qua. Ho ernia ombilicale, voglio operare, non voglio niente, anche non voglio dormire di là, non voglio si disturbo, voglio se faccio operare qua in Padova sono dottori bravi, ma alzo. Dopo voglio lavorare anche 4 anni fino a 67 anni e dopo basta entro in pensione. Sulla vicenda delle multe ai senza tetto è intervenuto anche il sindaco di Padova, Sergio Giordani. Penso che sia indispensabile evitare polemiche e proprio con questo intento vorrei chiarire che non solo la Giunta ma tutte le istituzioni della città vivono nella sincera convinzione che i fenomeni di marginalità vanno gestiti con grande umanità, ha detto il sindaco, aggiungendo: dobbiamo entrare in un sempre maggior coordinamento dove io per primo dico a me stesso che possiamo e dobbiamo fare di più, tutti assieme, ha scritto in una lunga nota al Primo Cittadino. La storia di Ligia è emblematica e rappresenta le tante storie di marginalità che affollano la stazione. Io sono cosciente che disturbo. Sono cosciente, signora, che disturbo. Anche per poliziotti di stazione, anche per... Questa è la vita mia adesso. Hai visto più controlli in questi giorni? Sì, sono tanto, sono carabinieri, sono... penso che questura stau până la 12, 1, 3 di notte stau in stazione. Ligia, in Italia da 23 anni, fino al 2020 aveva un impiego come badante. Ora vorrebbe solo operarsi per poter tornare a lavorare. Anche le cucine popolari sono sulla stessa linea del sindaco Giordani e si uniscono all'appello per chiedere alle istituzioni e alle forze dell'ordine di trovare strade comuni per aiutare le persone più vulnerabili, sole e povere. Non è con le multe ai più poveri che si risolve il problema del degrado di una città, ma con politiche di contrasto alla povertà e di sicurezza che coniughino le norme con la dignità delle persone, ha scritto in una nota la Fondazione Nervo Pasini.